Cari ragazzi, da ex studente di questa scuola voglio augurarvi buon lavoro e per chi ha la maturità tanti auguri perché si ha una grande maturità e una bellissima estate per tutti voi. Buon lavoro a tutti! Proprio dove nel 2011 si era diplomato, è tornato ad augurare un in bocca al lupo a tutti gli studenti. È stato un vero e proprio tuffo nel passato per il presidente del Veneto Alberto Stefani, che questa mattina ha fatto visita all'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero. Vecchi professori, collaboratori scolastici e alunni hanno accolto il governatore tra gli applausi. È un'emozione enorme perché quella classe me la ricordo molto bene, essendo stata la classe poi della maturità, e è bene che le scuole continuino a rinnovare. Noi mettiamo a disposizione anche dei finanziamenti anche per questo, insieme soprattutto alle province, e continueremo a farlo perché investire in tecnologia, investire nel rinnovamento delle scuole significa investire nei giovani, significa investire nel futuro. Riuniti nella palestra dell'istituto, gli studenti hanno fatto diverse domande direttamente al presidente, con un focus sull'impegno della regione nelle politiche giovanili. È un dovere della regione ascoltare i ragazzi e affrontare insieme a loro delle sfide. Quella del biglietto unico su cui stiamo lavorando e che ovviamente richiede del tempo è una sfida che noi abbiamo affrontato tenendo conto delle proposte di uno dei giovani qui dentro, e quindi certe volte alcune idee nate in una scuola possono diventare realtà. La visita del presidente Stefani è stata però anche l'occasione per parlare di un impegno di cui si era fatto carico proprio nei confronti della scuola, i lavori che riguardano il parcheggio dell'istituto. C'è un procedimento che abbiamo iniziato e su questo daremo una risposta. Su questo l'area dedicata in Regione Veneto si è già mossa adeguatamente per dover dare una risposta entro i prossimi mesi, e era un impegno che mi ero preso, un impegno che ho voluto portare a termine direttamente anche di persona.